La sua auto è rimasta lì nel parcheggio dell'abbazia Vidor, dove si era svolta una festa privata. Sono ore di angoscia per un 26enne veneziano che intorno alle 3 del mattino è uscito dalla struttura. L'hanno visto allontanarsi con pantaloni corti e una maglietta bianca. I partecipanti alla festa pensavano che fosse tornato a casa, ma il giovane è svanito nel nulla. All'interno della macchina le chiavi e il cellulare. Quelli che hanno partecipato alla festa hanno iniziato le ricerche qua nella zona, all'interno dell'abbazia, e poi hanno allertato appunto i soccorsi, i pompieri, e i vigili del fuoco e i carabinieri. I genitori lo attendevano per pranzo, ma non lo hanno più visto ed hanno allertato i carabinieri. Immediatamente, nelle ultime ore, si è attivato il sistema di ricerche. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, diverse squadre dei vigili del fuoco ed anche i sommozzatori. Le ricerche si sono concentrate maggiormente nella zona del Piave, a Covolo di Pederoba e a Vidor. Ho visto arrivare un'ora fa i cinofili, poi è stato fatto un giro con l'elicottero dei vigili del fuoco, dunque per un chilometro, circa un chilometro e mezzo, lungo l'alveo del Piave. Il sindaco è giunto sul posto in mattinata per seguire le ricerche di questo 26enne che durante la festa era sembrato tranquillo. In abbazia si svolgono solitamente diverse feste e cerimonie, anche promosse ed organizzate dal comune. Questa era una festa privata alla quale hanno partecipato numerose persone, come il 26enne arrivato da Marcon. I carabinieri stanno ascoltando le persone che erano presenti, accertamenti anche su questo ritrovo, una scomparsa che sembra sempre più avvolgersi in un mistero.